Tronchetto il giorno dopo. Il clima non è dei più sereni nell'area che per il turismo è la porta di Venezia, l'ininterrotto flusso di visitatori della città. Quel bacino d'oro che secondo gli inquirenti faceva gola niente meno che a Cosa Nostra. 8 indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, con il boss Vito Galattolo considerato il referente di collegamento tra Sicilia e Venezia, dato che lavorava come dipendente per la ditta di Otello Novello, il nome più illustre finito nell'indagine. Una strana assunzione secondo gli investigatori, ma i suoi legali negano ogni accusa, così come quelli degli altri indagati nel blitz dei carabinieri del Ross. L'ennesima operazione al Tronchetto, chi qui ci lavora ogni giorno resta amareggiato dal clima di sospetti. Anche gli onesti, però purtroppo quando si parla di Tronchetto si parla sempre dell'assieme di persone. Non si distingue? No, non si fanno distinzioni. Qui chi è il Tronchetto è già stampato come un fuorilegge. D'altronde qui esiste anche la fetta di aziende oneste che resta azzoppata da chi riutilizza denaro riciclato con i reati per spazzare la concorrenza illegalmente. L'ennesima inchiesta su Venezia serve a fare pulizia, ma rischia di travolgere tutti. Il fatto che si facciano operazioni anche di pulizia, penso ad esempio al comparto della politica, deve permettere anche al cittadino poi di capire che dopo aver avuto contezza di cosa è accaduto ci saranno le persone che hanno delle responsabilità e quelle che non ce le hanno. Speriamo si faccia pulizia, ma non solo al Tronchetto, ci sono tante cose a Venezia sulle quali bisogna cominciare a fare seriamente pulizia. Un appello, quello del presidente di Confindustria Venezia, che si concretizza con il codice etico dell'associazione. Siamo rigidamente ferrei sul fatto di far uscire dal sistema, come previsto dal codice etico nostro, le aziende che devono pagare.